Sì, la mia esperienza in diverse associazioni, di interessamento in strutture diverse da una fondazione che però hanno sempre questo ambito associativo, mi porta poi ad avere una relazione più interessante, più importante con il territorio, perché il territorio, legarsi ad un territorio, ha anche un'idea di avere delle idee e poi scaricarle a terra su un luogo. Quindi creare una relazione con un luogo. È chiaro che la fondazione dà questo tipo di opportunità di restituire a questo luogo un'esperienza che si è fatta magari anche in altri ambiti e collaborare con le persone che compongono il direttivo e le persone operative che poi fanno funzionare la fondazione. Allora, siamo in una fase diversa, un po' complicata, stiamo, speriamo, uscendo dalla pandemia, quindi in un certo senso c'è anche una voglia di rinascere, una voglia di rivincita, cercare di costruire un elemento nuovo di proposta che sia da una parte conservare la nostra memoria storica, le tradizioni, l'artigianalità, la capacità del fare che esprime il territorio, la bellezza del territorio, quello che è stato fatto e che è rappresentato questo territorio, e dall'altra parte ovviamente cercare di innestare un elemento di innovazione molto forte in un'epoca che rappresenta un'accelerazione brutale dal punto di vista non solo tecnologico, ma tutto quello che sta offrendo per esempio il mondo digitale. In questo elemento qui unire la conservazione della memoria e il messaggio che possiamo dare attraverso una spinta innovativa, probabilmente c'è la necessità di costruire qualcosa di fattivo, trasmettere questi elementi in iniziative concrete. Quindi saranno iniziative che probabilmente hanno sia una scelta educativa, formativa e poi di trasmettere la conoscenza. Penso che il segreto sia sempre un po' il solito, cioè il dialogo, l'ascolto, capire come queste istituzioni si inseriscono nel territorio, come agiscono nel territorio, non sommarsi ovviamente nei ruoli, ma trovare quello che è la via che possa in un certo senso costruire la somma delle prospettive, delle capacità o dell'espressione dei diversi ruoli. Quindi istituzionalmente sempre stare nel riconoscimento di chi è già presente e dall'altra parte invece riscoprire una fase un po' nuova, un ruolo che potrebbe avere la fondazione nel diversificare il modello di offerta. Quindi un rispetto istituzionale nell'ambito istituzionale e dall'altra parte invece una diversità nella possibile offerta.